arrivas. Il CP che tira sempre verso i bar. Volevi il mojito, mi? Ma no. Mi chiedo sempre chissà il CP cosa pensa a vedermi così. Porca miseriazza. Che questa è anche la FPP2, no? Quindi quella abbastanza insomma seria. E ce l'avevo già, come ti dicevo, perché l'avevo presa per verniciare, per fare tutti quei lavoretti là. Era dentro la cassetta degli attrezzi. Hai visto CP? Come è tornata utile. Sì, non che sia una cosa... Sì, potevamo fare anche a meno insomma di sta roba qua, però... Purtroppo è andata così, Amy, è andata così. E lei poretta non se ne rende neanche conto, non capisce e dice ma come mai tutto sto svangamento, sto star chiusi in camper, io non capisco. Tata, non capisci? Gioia mia, abbiamo tante pappe di Amy, tante belle papine, Amy, pappe di Amy. Pappe di Amy. Facciamo pappe di Amy. arriva, sì. Prelavaggio ciucciarino. Prelavaggio ciucciarino, lo mettiamo per benino, perché poi c'è il papino. Voilà! Cara. L'Italia devo fare un bel esperimento, cioè più che altro anche per me, oltre che magari agli interessati che fanno video o hanno un canale YouTube anche loro, no? Beh, prima roba sì, correggere l'illuminazione del bianco. Beh, prima cosa sì, correggere le impostazioni del bianco. Già meglio, ho messo il cielo coperto. Allora, adesso stiamo registrando sulla Sony A6000 IV con il suo microfono, il microfono integrato. Esatto, perché come alcuni sanno, Singano ha il Rode VideoMic. Più che altro questo l'avevo preso oltre per il discorso qualità, ma per il discorso vento. Con questa cosa qui, che tecnicamente parlando si chiama gatto morto, riduci praticamente tutti quei soffi, no, fastidiosi del vento. E in situazioni anche di forte vento capisci perfettamente quello che sta dicendo la persona davanti alla fotocamera. Però adesso mi interessava capire un attimo la qualità, quindi tu adesso mi hai sentito con il microfono integrato, bene o male, con un tono di voce normale, medio normale, e adesso dalla stessa distanza, dalla stessa posizione ci attaccheremo questo microfono qua, ovviamente con la direzione verso Singano, perché poi nell'altra prova lo metteremo con la direzione opposta. Prima di passare al test col microfono però ruoterei completamente di 180 gradi la fotocamera per sentire se c'è differenza. Anzi, guarda, continuo a parlare mentre faccio la rotazione, mentre CP si fa il bidet, che così capiamo insomma se c'è una differenza di volume nel parlato oppure no. Perché, scusa che continuo a dire parole a caso, ma mi serve parlare proprio per capire se ci sono differenze di volumi, ok? Bene, adesso ci attacchiamo invece il Rode. Siamo sempre alla stessa distanza, però adesso appunto stiamo registrando col microfono della Rode, quello col poppone tutto poccioso, morbidoso che hai visto prima, no? Non so se ci sarà una chissà che grande differenza di qualità, lo scoprirò assieme a te quando sarà pubblicato il video. Nel frattempo però, per concludere la prova seriamente, e questo per carità, ripeto, è di interesse a chi fa i video e a chi ha un canale YouTube, continuo a parlare magari raccontando della bella lavanderina che lava i gabinetti. Era un'altra roba, però non mi tornava la rima, però devo ruotare il microfono mentre continuo a parlare per capire, siccome questo qui è direzionale, se c'è grande differenza tra il parlarci davanti o il parlarci dietro. Bene, se Singano e il tu che segue non ha particolari problemi di memoria, credo che la prova sia abbastanza semplice, quindi dovresti ricordarti la qualità e il volume di audio registrato sia senza il microfono che con il microfono, e sia con i microfoni rivolti verso di Singano e i microfoni rivolti dalla parte opposta. Questo perché vedi, se io adesso devo raccontare, adesso sto inquadrando il CP, io sono a 20 cm di distanza dalla fotocamera, però il microfono è rivolto verso il CP. CP! CP! Non mi caga. CP! Ah! Niente, ha mangiato, ha detto il mio l'ho ricevuto e vai a quel paese. Vabbè. Sti CP moderni opportunisti, porca.
Devo ancora trovare un bel angolino su Pulmin dove girare i video, o meglio dove girare i vlog, ossia quei tipi di video dove io mi siedo e ti racconto una cosa, ti spiego una cosa, quindi non devo farti vedere nulla ma devo solo raccontarti, no? Perché su Scarosso, almeno sulla parte del CP, quando mi sedevo con lei per registrare i video, oppure anche appoggiando la fotocamera sopra la mansarda, avevo una bella visuale tutta bella colorata, luminosa, con le tendine e tutto quanto. E qua col discorso che giustamente, insomma, l'ho appena preso sta casa qua e quindi è tutto ancora molto work in progress, no? Non so dove cacchio mettermi. C'è l'angolo del salotto di Singano, sì, che è questo, no? Dove ogni tanto giro le puntate qua, solo che ora c'è il piccio qua, però sì, fa un po' salottino, per carità, ma non è bello colorato come piace a me, o meglio con quei colori caldi e luminosi. A parte che dovrei anche vedere dove appoggiare la fotocamera, perché se no, guarda, ogni tanto registravo da qua, però vedi che ho la finestra dietro e quindi mi manda in controluce e io ho questo effetto silhouette. Potrei risolvere mettendo la misurazione dell'esposizione al centro, in modo tale che tenendo la mia faccia al centro la mia faccia aumenta decisamente in luminosità. Magari può interessare sta roba ai tu, diciamo, no, che fanno video. Eccolo qua, vedi? Tac, ok? Io me lo sono messo in un pulsantino per essere più pratico, però comunque non è neanche tanto bella neanche questa come inquadratura. E che altre inquadrature ho? Fammi vedere, qua così, no, qua così, aspetta, riattivo il piccio. Tac, no, viene bruciatissimo dietro, cioè bruciatissimo nel senso che vedi i bianchi, che non capisci neanche le foto da sta parte qua, no. Purtroppo è così. L'unica è mettersi là, vedi, io appoggio la fotocamera là, mi metto là, così posso stare anche, diciamo, con la testa in parte, in modo che nella destra metto immagini o le registrazioni che faccio col telefonino quando spiego le app e tutte quelle robette là, insomma, ecco. Ah sì, il mio nuovo complemento d'arredo, la scopa, perché niente, ci ho rinunciato di tenerla in bagno perché mi faceva un sporco, una roba incredibile, perché c'ha tutti i peli del cane che tira su, ovviamente, no? Quindi purtroppo, anche se anti-estetico Italia, sì, io credo che in futuro la metterò qua, purtroppo attaccata alla porta, anche perché vedi, dopo sotto c'è il tappettino, quindi la scopa appoggia sul tappettino dove ti sbatti le scarpe prima di entrare. Cioè, concettualmente è il miglior posto che ci sia e anche, insomma, estremamente pratica da prendere, perché non è che devi andare in bagno, aprire la porta del bagno, eccetera. Cioè, sei qua, la tiri e via, è pronta. Però da vedere così un manico di scopa, per carità, è una bella scopa, perché no, gran calma, non dimentichiamoci che a scopina del Singano, guarda, è stata scelta anche per un discorso dei colori, guarda che pandan, quei due tipi de marroni, guarda che roba. Sì, Singano, te, è una bella scopina, sì, sei una bella scopina, sì. Devo ancora capire bene, devo tacchignare meglio sull'inverter, ma sembra che il piccio qua consumi 1 ampere, quindi niente, boh. Sì, però probabilmente 1 ampere lui, non assieme all'inverter, perché l'inverter ti dice il carico delle cose attaccate all'inverter, hai capito? Quindi consumo dell'inverter più il consumo del piccio. Vedi, con l'arrivo adesso del caldo ho tolto la protezione della griglia sotto. Sì, che resti fra me e te, ma sono anche un po' di cancari, perché il coprigriglia praticamente gli hanno fatto delle vitine di plastica morbidissima, e per aprirle anche con le monetine le spanni tutte, quindi saranno a breve da buttare. Costano l'ira di Dio sti robi qua, hai capito? Maledetti bifolchi.